In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Autonomia differenziata, il referendum di parte del PD. Il PD sta percorrendo sull'autonomia differenziata un percorso di parte che non aiuta certo le perplessità ancora esistenti nell'altro fronte. Prima ha coordinato le 5 regioni della sinistra, sufficienti ad indire il referendum, e solo adesso sta chiedendo di aderire alla regione siciliana e a quella calabrese, impedendo di fatto un confronto al di fuori dello schema destra-sinistra. L'ex PM Natoli indagato per favoreggiamento alla mafia. La procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati l'ex PM di Palermo Gioacchino Natoli per favoreggiamento aggravato alla mafia. L'accusa è relativa all'insabbiamento di una parte dell'inchiesta Mafia Appalti su istigazione dell'ex procuratore Giammanco. Natoli era stato chiamato in causa dall'avvocato Trizzino, genero di Borsellino e legale della famiglia. Italcali perde la causa e deve 22 milioni alla regione. Il Tribunale di Palermo in primo grado dà ragione alla regione siciliana e a una storica battaglia dell'allora assessore Gaetano Armao e condanna la società Italcali a versare alla Sicilia la somma di 21 milioni e 609 mila euro più gli interessi maturati in circa 10 anni. Musumeci e le emergenze, imprese e privati si assicurino. Non ci sono più le risorse necessarie per un'emergenza che è diventata pressoché quotidiana, lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la protezione civile. Serve un cambio di passo, ha proseguito, la strada da imboccare è duplice, quella della prevenzione strutturale e quella delle assicurazioni. Siamo molto d'accordo con il ministro, lo Stato non può più garantire tutto per tutti. La Galla, tutta l'Europa faccia prevenzione antimafia. Nel corso di una conferenza stampa a Milano, il sindaco di Palermo Roberto La Galla ha ricordato che l'Italia intera e l'Europa devono prevenire le infiltrazioni mafiose, non solo Palermo e la Sicilia, che su questo hanno oggi molto da insegnare. In Sicilia, ha proseguito, grazie all'impegno di tanti eroi, vi è una mafia ancora presente ma fortemente decapitata. Saldi estivi iniziano il 6 luglio. I saldi estivi in Sicilia cominciano sabato 6 luglio e con una durata superiore a quella delle altre regioni italiane, solo la Puglia ha la nostra stessa durata, si concluderanno il 15 settembre. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro per un valore complessivo di 3,2 miliardi. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.